Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto dal titolo, parlerò di non si fa. Mi sono un po' preoccupato, infatti racconto questa pillola a denti stretti. Però prima di iniziare a raccontare questa super pillola, il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di Hildegarda e chiaramente al canale del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri fantastici gruppi Facebook, ricordandovi che le migliori iscrizioni del mondo, mi dispiace per gli altri gruppi, ma ce le abbiamo noi, e in più anche nel canale di Telegram Magici Arcieri Bertolini, dove Hildegarda Marietto Veneziano, coadiuvati da Milas, grandissima Milas, tiene un percorso esoterico gratuito, lo sottolineo gratuito, ogni lunedì sera alle 20:30. In più alle 21 ora Hildegarda, coadiuvato da un gruppo di magici condottieri in erba, tiene una piccola riunione serale alle 21 per costruire un muro di fuoco che difende l'Italia da questo attacco vibrazionale. Bene, iniziamo in questo racconto un pochettino così, perché il vostro Marietto l'altro giorno stava passando per la strada in moto, però ha deciso di non andare in piazza, perché sennò di solito incontra sempre il Dante, che sapete che il Dante quando le racconta le spara grosse, e ha deciso di passare da un'altra strada, perché pensava che il Dante fosse al bar della pace e lo stesse aspettando all'incrocio. Quindi invece stavolta il vostro Marietto prende la moto e passa da un'altra strada, la seconda strada possibile. Il problema è che si passava proprio davanti alla casa del Dante. Il Marietto pensava che il Dante fosse in piazza, invece passa dalla strada dove abita il Dante, che tra l'altro il Dante abita vicino come si dice, al Camposanto. Passa di lì e vede qualcuno che sbraccia con mano una candela, che il Marietto dice: ma che è questo qua? E più si avvicina più vede che era il Dante. Oh porca miseria, io che ho cercato di schivarlo di qua, lo schivo di là e lo prendo di là. Morale della favola, non poteva non fermarsi il vostro Marietto. Il Dante con questa candela in mano, il vostro Marietto si ferma, è obbligato a fermarsi perché ormai il Dante è un amicone, poi sapete che al Dante non si può mai dire di no. Morale della favola, fermo la moto, tiro fuori il casco e gli dico: Dante, ma cosa fai? Sapete, gli facevo un po' di cera, no? Sapete, no? Tanto per, sapete, il Dante è uno di quelli che ogni tanto bisogna dargli cordone, no? E il Dante mi dice: sto andando a fare scavare una buca. Oh sì, io so che quando il Dante incomincia a scavare le buche, poi con le candele, però gli dico: ma Dante, ma cosa fai a quest'ora? E il Dante mi dice: ma cosa hai capito? È per l'orto, mi viene ad aiutare. E gli dico: ma la candela cosa serve? Per vederci meglio. Sapete che il Dante quando incomincia a scavare le buche con le candele, vabbè, io però prendo, lascio giù la moto e vado col Dante al campetto, non al Camposanto, mi raccomando, non sbagliamo, perché poi si va a dire in giro che il Marietto dice che il Dante scava le buche al Camposanto. Beh, morale della favola, stiamo lì nel suo orto a fare questa buca e il Dante mi guarda e mi dice: ma Marietto, cos'è che è lo sguardo un po' triste, roba del genere? E stavo per iniziare il racconto quando mi arriva una telefonata molto importante della mia Hildegarda. Hildegarda mi dice: ma dov'è che sei, che da un po' che ti sto cercando? Io gli dico: sono qui dal Dante, mi ha beccato, sto per scrivere, andare in giro in moto sperando di non incontrarlo, ma mi ha offerto un caffè macchiato lungo, non potevo dirgli di no, e ora sono qui al campetto con lui a scavare una buchetta. La Hilde, quando sente che il Dante scava una buchetta, ha sempre subito le orecchie grandi come un topogigio, perché sa che il Dante è un esperto in queste cose qua. Poi gli ho detto: tranquilla nell'orto. Tranquilla. E allora abbiamo iniziato un po' a parlare di più del meno. Mi dice: ma ti sento un po' giù di tono con la voce, cosa ti è successo, Marietto? E io gli ho raccontato che purtroppo mi rendo conto che le persone non ascoltano le pillole del Marietto, perché io mi sono sbracciato tante pillole a spiegare della melatonina che aiuta a dormire di notte, e poi mi trovo alle 5 di notte 17 persone attaccate al canale del Marietto ed ero demoralizzatissimo. Dico: ma io che sono qui, che mi sbraccio come pochi a spiegare che per dormire di notte bisogna prendere la melatonina anche radionica gratuita di Ruggero Moretto, qui metto in descrizione e metto in sovrappressione il circuito, e mi ritrovo invece tutti attaccati al canale. E gli ho detto: ma stai Hilde, ma che figuraccia ci facciamo noi? Perdiamo credibilità? Noi chiamiamo, cioè il sottoscritto che dice di non ascoltare gli angeli colorati, gli arcangeli, gli astronavi e gli allunaggi sulla Luna, a un certo punto la gente che viene a guardare di giorno il Marietto non ascolta e non fa la melatonina radionica. E di conseguenza resta sveglio e non fa neanche le coccole al marito e alla moglie e sta lì a guardare il canale Marietto Veneziano. Ero giù di morale in quel momento lì, mannaggia.
E anche la Lilde si è un po' preoccupata in questo caso qui, quindi dobbiamo rifare le pillole sulla melatonina per staccarle dal nostro canale, soprattutto dal canale del Marietto Veneziano. Morale della favola, a un certo punto la Lilde aveva robe da fare, io sono ritornato col Dante ad aiutarlo a fare questa buca. Erano un paio di buche per due tipi di natura morta, non so, mi diceva aiutami di qua, aiutami di là. Il Dante, sapete che quando prende in mano il badile scava, accende candele, fa di tutto, il Dante non si capiva niente che tipo di orto doveva saltare fuori. Morale della favola, finito il caffè macchiato del Dante, perché me l'ha portato lì al volo. A un certo punto io ho preso la palla al balzo, sono andato via e sono andato praticamente a cercare di nuovo il circuito radionico di Ruggero Moretti da mettere in sovrapressione qui, perché la gente non deve venire assolutamente di notte a vedere il canale Marietto Veneziano, perché vuol dire che poi non segue le pillole sulla radionica, sulla melatonina e sul fatto di staccarsi con i circuiti radionici da elementi nocivi e come si dice, e cristallizzanti. Quindi, cari amici, se state ascoltando questa pillola, guardate soprattutto le pillole in radiestesia basic, dove il vostro marietto vi consiglia di usare i circuiti radionici per la melatonina e per tagliare i legami perniciosi, perché non voglio che poi si sparga la voce che il marietto lava il cervello, dice cose che non dovrebbe dire. Bene, cari amici, la pillola è finita qui, il canale del marietto è per voi, chiaramente voi l'avete capito. Sono molto felice che voi alla sera veniate a trovare il vostro marietto e continuate così, iscrivetevi al canale di Ildegare Marietto Veneziano. Grazie cari amici, alla prossima, ciao.